Cari telespettatori, eccoci insieme. Vedete alle mie spalle una locandina, diciamo una copertina che ci accompagnerà per un po' di tempo e poi naturalmente delle indicazioni di aziende. Abitare meglio consumando meno è possibile, è lo scopo di tanti professionisti del settore dell'abitare. Adesso ve li presenterò, intanto state vedendo appunto alle mie spalle quali sono le aziende che saranno coinvolte in questa nostra serie di trasmissioni. È possibile farlo però usando determinate tecniche abitative, tecniche costruttive, tecniche di ristrutturazione, professionisti seri, preparati, aggiornati, formati, che si avvalgono naturalmente di team altamente qualificati e specializzati. Qualità nel modo di costruire e di ricostruire. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un team, di un'equipe di professionisti, di artigiani che sono cresciuti nel tempo nel territorio del nostro Veneto e che hanno deciso di unirsi per dar vita alla possibilità di progettare in modo integrato e in qualche modo fattivo e diciamo comfortable, la propria abitazione. Allora, che cosa vuol dire creare un modo di abitare diverso e cosa vuol dire avvalersi di un team di professionisti? Che tipo di risultato dà? Quale sogno va a coronare? Perché l'abitazione, la casa è il modo di coronare i sogni di tantissime persone. Per parlare di questo vi presento i nostri interlocutori. Allora, abbiamo l'architetto Ivan Jobstrajbitzer, progettista e coordinatore del gruppo tecnico Callegaro Costruzioni. Ben arrivato qui con noi, architetto. Buonasera. Poi lei ci racconterà la sua storia, che mi incuriosisce anche molto, perché lei ha una storia, è giovane, però ha una storia molto articolata nel tempo, ha fatto tantissimi progetti, tanti lavori, lavori anche molto interessanti. Collabora con Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, che è un'azienda del settore edile, praticamente dell'edilizia. Costruite ex novo le abitazioni su misura. Si può dire questo? Certo. Dopo ce lo spiegherà bene. Certo. Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni Malerba Infissi, direttore tecnico, grazie anche a lei. E quindi Buonasera. gli infissi, di cui si parla tantissimo, sono una parte ormai determinante dell'abitazione. Addirittura c'è chi parte dagli infissi, perché adesso piacciono tantissimo queste grandi porte finestre, questi spazi di luce che possono in qualche modo cambiare l'assetto interno dell'abitazione, per poi costruire attorno, rivedere la propria casa. E quindi avete un ruolo molto importante. Vedremo di capire questi nuovi infissi minimal moderni che voi progettate e realizzate per i clienti. Poi abbiamo Raffaele Fantin, che è titolare ma anche direttore commerciale, tecnico commerciale di Energetica SRL. Grazie. Buonasera. Anche a lei. Qui si apre un mondo, perché qui parliamo, qui parliamo del settore energetico, quindi della coibentazione, di tutta quell'impiantistica che è importantissima e necessaria. Certo. Un mondo molto complesso, perché sempre più, e purtroppo ci avremo a che fare parlando con tutti voi, ma anche in modo particolare con lei, con le nuove normative europee, con gli adeguamenti, col tipo anche di impiantistica, e capire quanto si può intervenire in casa già costruita, già terminata, già abitata, e quanto invece sarebbe importante farlo a monte, quando la casa viene progettata, e quindi in equipe con le costruzioni, progettista eccetera. Enrico Scapochin, noi già ci conosciamo, abbiamo fatto diverse trasmissioni insieme, titolare di Repac, ben arrivato. Buonasera, buonasera a tutti. E qui parliamo, insomma, insieme alle finestre, ai serramenti, ci deve essere un qualche cosa che consente di far sì che l'aria non entra e non esca, insomma che ci sia una buona coibentazione. E quindi tutto un sistema progettuale per quanto riguarda gli infissi, un progetto di cui ci parlerà, ma non soltanto, perché poi come rendere belle le nostre case e renderle più confortevoli con, perché no, decorazioni, con colonne, con tante opere, anche perché possono essere fatte delle bellissime vasche, delle piscine, senza spendere troppo sostanzialmente. Esatto. Con materiale, polistirolo si può definire? Polistirene espanso. Polistirene espanso, non me lo ricorderò mai, polistirene espanso, leggero, duttile, di una straordinaria versatilità e soprattutto accessibile a tantissimi, quindi senza fare opere in marmo. Giusto? Esatto, e anche con dei grandi plus di isolamento termico. Altra cosa importantissima, avete visto che l'elemento dell'isolamento termico e comunque della coibentazione è portante e architetto, vediamo un po' di capire. Perché l'idea di questa trasmissione che abbiamo cercato di dar vita un po' insieme per i nostri telespettatori? Perché le cose stanno cambiando nel modo di intendere la nostra casa, nel bene o nel male. Dico nel male soltanto perché ci saranno degli investimenti che tanti dovranno valutare e perché ci sono normative europee che ci cadranno sulla testa.
Bene o male, Sono due i motivi che ci hanno spinto in questi ultimi 10 anni ad elaborare sempre di più questa idea di team che si muove, dalla progettazione alla costruzione. Perché i due motivi sono innanzitutto che le normative e la burocrazia ci hanno portato a dover controllare tutto. E poi anche la questione ovviamente della sostenibilità e del far sì che i nostri edifici, che sono prevalentemente un parco edilizio vecchio e vetusto, a tal punto che noi siamo chiamati per il 2030 di metterci in linea, magari avremo modo in queste serie di parlarne con più attenzione, siamo chiamati a rinnovare il nostro parco edilizio. Per far questo non basta un architetto, non basta un ingegnere, non basta un impiantista, e non è neanche vero che la somma di tutte queste figure professionali possono realizzare un tutto funzionale, perché è la capacità di essere messi in relazione questi professionisti. Devono collaborare, trovare la quadra. Da qui nasce quello che comunemente chiamiamo tutti la progettazione integrata. Nel nostro caso specifico, noi siamo nati 10 anni fa come filosofia e come mentalità, abbiamo visto che soprattutto col super bonus non ci siamo trovati impreparati, perché bene o male il super bonus, al di là del fatto di sapere se è una legge buona o meno, ma questa sarà... No, non entriamo nel merito adesso. Non entriamo nel merito, però il super bonus è stato almeno un incentivo per far capire quanto scarse sono le nostre abitazioni e come si dovrebbe procedere per poterle portare ad una riqualificazione energetica, come si chiama, cioè finalizzate ovviamente a consumare meno. Cioè sentirete le prossime sere, in particolar modo con Raffaele, che il focus è concentrato sulla questione della bolletta energetica, perché la differenza fa quella, no? I consumi di un'abitazione. L'altro aspetto importantissimo è che non è tutto legato alla tecnologia. Noi stiamo vivendo un periodo di, alcuni in letteratura lo chiamano neofunzionalismo o tecnocratico, cioè sembra che tutto sia finalizzato alla tecnologia. E la tecnologia non è vista come un fine, a nostro modo di vedere, ma è semplicemente un ottimo strumento che ci permette di arrivare a raggiungere degli ottimi risultati. Però la tecnologia è uno strumento. Con questo intendiamo dire che prima di tutto va ripensato al modo di abitare le nostre abitazioni. Da qui nasce il titolo della trasmissione che abbiamo voluto lanciare, perché a nostro modo di vedere spesso siamo presi più dagli aspetti di efficientamento energetico, di come le macchine, Raffaele poi ci racconterà, tutti sono diventati ormai conoscitori di pompe di calore, tutti sanno qual è il miglior tipo di posa del pavimento, tutti sanno pezzi di cose, però ci si trascura alla fine di riflettere su qual è la qualità dell'abitare. La qualità dell'abitare è dato solo da un'alta performance degli edifici o è anche altro? E su questo tema si potrebbe discutere a lungo. Noi cerchiamo di tenere insieme i due aspetti, cioè quello della bolletta ma anche quello di non rinunciare al fatto di rimparare ad abitare. Abitare è proprio ripossedere la casa che io magari l'ho avuta in eredità, come spesso succede ai nostri clienti, oppure che ho comprato una cosa vecchia per poi rimetterla a posto secondo i parametri contemporanei. Però alla base di tutto c'è come abito, e quindi come abito rientra nella filosofia nostra, che è quella di concentrarsi molto di più sull'involucro dell'edificio e sulle relazioni che questo edificio ha con il contesto. Da qui con Alberto abbiamo discusso a lungo sulla questione dei serramenti, l'importanza di portare dentro la luce naturale, sempre in una logica di risparmio. La capacità di poter isolare abbondantemente l'edificio. Con Enrico abbiamo avuto diversi modi di approfondire soprattutto la questione dei serramenti. Quindi sono aspetti tecnici che però non sono mai prioritari, perché dietro c'è sempre il fatto che chi lo abita è una persona come tutti noi. Assolutamente, no, ma infatti il modo di abitare è un aspetto molto importante. Anche se ultimamente viene usato spesso come slogan, no? C'è chi propone grandissimi edifici con gli alberi, perché noi a Padova ormai subiamo il fashion dei boeri, quindi sembra che tutti pensino ad abitare. Sarebbe interessante invece approfondirlo, magari avremo modo queste sere, cosa intendiamo con il concetto di abitare meglio per consumare meno. Assolutamente, molto pragmatismo. Allora, volevo passare la parola subito al costruire, però io vorrei che i nostri telespettatori la conoscessero, l'architetto, prima di passare il nostro giro di presentazioni. Chi è l'architetto Job Streibitzer, Ivan,
e da dove viene, che storia ha? Beh, io sono uno dei tanti architetti che c'è a Padova, sono padovano, sono di origine austro-ungarica, nel senso ho un ceppo di famiglia del Trentino, però sono nato a Padova e ho sempre vissuto a Padova. Nel 2007 lo studio Job Streibitzer Filippi ha incominciato a lavorare in proprio, occupandoci prevalentemente di progettazione urbana, di riqualificazione di alcuni comparti della città in supporto delle amministrazioni, ma anche su concorsi pubblici internazionali. Poi ci occupiamo di restauro e in particolar modo dell'edilizia residenziale privata, da cui nasce nel 2012, quando ho incontrato Marco, è nato tutto questo percorso molto interessante. Quindi ormai consolidata nel tempo, caspita. Sì. Adesso comunque ha fatto anche degli altri progetti, ha lanciato dei progetti interessanti anche ancora per la città in ogni caso. Sì, a Padova sì, ho avuto questo modo di poter affiancare un'associazione del sindaco attuale con la quale abbiamo sviluppato alcuni temi progettuali di grande interesse. Quindi vede sia l'urbanistica della città insieme anche all'abitare in senso stretto del cittadino. Perché, qua voglio chiedere anche a lei, Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, una casa è inserita in un contesto comunque urbano. Dopo magari so che anche, se deve intervenire l'architetto può pure farlo. Non è così semplice, noi nel nostro territorio, in certe realtà estere è più facile notarlo, ma nel nostro territorio abbiamo una tipologia abitativa che è così differente una dall'altra, proprio per assecondare quelle che sono le esigenze a volte del cliente, però a volte proprio le esigenze del costruttore, che non sempre sono inserite in questo contesto urbanistico in modo omogeneo per far sì che si possa abitare anche dal punto di vista ambientale in modo corretto. È forse anche questa la collaborazione che avete cercato nel tempo con l'architetto? Sì, certo, e proprio questo è stato uno degli stimoli principali dove chi vuole ristrutturare, soprattutto ristrutturare casa, magari si sofferma sulla tecnica, in che modo potrei ristrutturare casa, anche cercando di rimanere dentro a certi magari budget di spesa che uno si mette in testa, perché ovviamente quando si pensa di ristrutturare casa in modo pesante, noi costruiamo e ristrutturiamo edifici con ristrutturazioni praticamente quasi sempre invasive, e di conseguenza sì, sono molto attenti, no, a questo aspetto, trascurando magari la vivibilità poi anche interna del fabbricato, quindi la qualità di vita, che è quella che parleremo in queste puntate. E, niente, noi siamo nati come la classica impresa edile 23 anni fa ormai, e Callegaro Costruzioni è stata fondata da me. Quindi prima generazione? Sì, sono partito io con questa avventura, questa passione nel costruire, e diciamo che abbiamo fatto i primi anni costruendo nel classico modo, la classica impresa negli anni 2000 edile, poi era... La classica impresa edile dove l'architetto ci commissionava diciamo, la parte prettamente edile del fabbricato. E poi nel tempo, insomma, abbiamo scoperto che tutte le lavorazioni che componevano questo fabbricato ragionavano slegate, cioè la figura dell'impresa edile è sempre una figura di impresa principale, però nei cantieri classici di costruzione era una figura che era chiamata in causa prettamente per i lavori edili, poi tutto il resto si cercava un po' per comodo o un po' per metodologia che si era instaurata, veniva un po' messa da parte e intervenivano poi tutte le altre figure impiantistiche, serramenti, finiture, eccetera, eccetera. Quindi praticamente quest'altra parte dello studio, che adesso sono vostri partner, però al tempo erano figure esterne. Noi abbiamo capito fin dai primi cantieri che questa cosa non poteva funzionare, anche per la richiesta del vero costruire bene. Non potevano ragionare slegate tutte queste figure per dare un prodotto finito, dare garanzia sul prodotto finito.
E da qui insomma ci siamo strutturati inserendo tutte quelle figure tecniche che servivano per dare un servizio al cliente di prodotto finito, diciamo così. Siamo strutturati nel tempo e siamo riusciti a dare questo prodotto finito. Da lì è nata la necessità e la conoscenza anche assieme all'architetto. Ci siamo strutturati per fare veramente qualcosa di integrato che deriva dalla progettazione e non solo da un magari schema di progetto iniziale che viene dato, che si traduce in un progetto di fattibilità tante volte, no? Quindi abbiamo approfondito questo tema e abbiamo cercato in tutti i modi di creare il vero costruire, la vera progettualità integrata, ed è per questo insomma che siamo qui stasera per spiegare cosa vuol dire, che cosa vuol dire, come si può fare questa cosa, come si può mettere insieme, che non è ragionare a compartimenti stagni, impresa, impiantista, seramentista. Noi abbiamo un ruolo molto importante che è quello di coordinare tutte queste figure, sia sotto il punto di vista esecutivo, quindi anche della praticità poi del cantiere, dei tempi di realizzazione, della qualità anche della realizzazione, dell'intersecare una lavorazione sull'altra, ma anche alla fine del budget di spesa, perché altrimenti se tutti fanno il massimo si traduce in qualcosa che poi non è sostenibile. Infatti il terrore di tante persone che ho anche avuto modo di avvicinare in questo periodo, perché nel frattempo che abbiamo ideato, abbiamo deciso di fare queste trasmissioni, mi sono informata su tanti che hanno lavori in corso o intenzione di avviare i lavori. Il terrore o la realtà che li coinvolge è il budget che lievita in modo esponenziale. Persone che magari hanno anche una certa età, che vogliono farsi la casa messa a posto per la vita e che devono contrarre un mutuo all'età di 60 anni. Certo. Beh, non dico niente perché sappiamo cosa vuol dire. Chiede all'architetto, il collaborare con un'impresa di costruzioni non è così banale, non è così ovvio e neanche tanto scontato che sia semplice, perché tante volte il progettista di un'impresa di costruzione, anziché l'ingegnere strutturista, non va d'accordo con quelli che sono i progetti dell'architetto. Invece qui c'è una partnership importantissima che poi ha dato vita a tutto il resto delle collaborazioni. Qual è il quid che fa andare avanti le cose in un certo modo? Beh, da un lato la reciproca stima, perché questo progetto che è nato così 10 anni fa ovviamente si è sviluppato grazie al fatto della reciproca stima tra Marco e il sottoscritto nei suoi confronti, perché io anche se sono relativamente giovane, insomma, anche se sarei vecchio a 50 anni, bene o male, secondo un certo modo di pensare. Secondo il vecchio modo di pensare, sì, secondo l'attuale. Però io ho fatto in tempo a vedere come, ad esempio, la conoscenza costruttiva di alcune imprese è andata sempre più scemando nel tempo. Quindi mi trovavo anche in condizioni, parlo di 10-15 anni fa, in cui tu seguivi un cantiere, magari ne facevi uno all'anno, e il problema del cantiere era enorme, perché non avevi, un po' perché anche tu ti stavi formando, quindi non avevi tutta quella competenza o quell'autorevolezza che si potrebbe pensare di avere ad una certa età. Sto parlando di 10-15 anni fa. E dall'altra anche la questione della mancanza di manodopera capace, specializzata, mediamente, non tutti. Esatto, no? Cioè, ha tirato fuori il quid, l'elemento determinante. E quindi per un architetto che si occupa prevalentemente del progetto, sapere che dall'altra parte c'è una persona che intanto capisce il progetto, oltre al committente ben inteso, ma che capisce il progetto, che si stimola nel progetto e che la prende come scommessa il fatto di portarlo a termine così come è rappresentato nei disegni, negli elaborati grafici, è una cosa importantissima, perché poi in questo modo tu impari molto dall'impresario. Difatti la grande sinergia, come si chiama oggi, che è nata fra me e Marco è che lui è un artigiano a Casa Clima, io sono un progettista a Casa Clima Junior, cioè però 10 anni fa tutti e due avevamo respirato i principi che un tempo erano molto importanti, adesso se ne parla più diffusamente, no? Di Casa Clima, quindi c'era anche un certo modo di risolvere delle questioni tecniche.
L'altro aspetto importantissimo è, soprattutto in questi ultimi anni, la questione del budget. Cioè non si può andare avanti per approssimazioni successive, perché per quanto sia bravissimo un architetto, per quanto sia capace di fare progetti meravigliosi, computi metrici che non sono sempre, perché poi bisognerebbe vedere dall'altra parte della barricata, no? Perché capire anche come vive un'impresa o come vive un fornitore è importantissimo, perché ti accorgi che i compiti che fai tu, benché tu li faccia con i prezzari regionali, con tutte le cose come si devono fare, c'è sempre un quid che poi si dimostra essere un aumento dei prezzi. E qua diventa... No. Da qui nasce la collaborazione iniziale, cioè il nostro meccanismo è proprio questo, soprattutto oggi dove il potere di acquisto, questo è un altro tema che dovremmo affrontare con particolare attenzione, il potere d'acquisto del cittadino medio, che siamo noi, è più basso rispetto a 10 anni fa. No, lei ha toccato un tema, non andiamo a approfondirlo adesso, però assolutamente necessiterà un approfondimento. Ma infatti, se posso aggiungere un particolare, la direzione lavori è una figura molto importante e deve ovviamente sovrastare a tutte quelle decisioni di cantiere che devono essere prese, però parliamo nelle ristrutturazioni nelle case di civile abitazione, si tende a sottovalutare e a non tenere in considerazione che la direzione lavori ha il compito di far eseguire quello che è stato progettato, però manca una figura importante che è quella della direzione del cantiere, che è quello che l'impresa principale come l'impresa edile si deve assumere la responsabilità di coordinare tutte queste figure, ma non solo di coordinare le figure, di fare in modo che questo progetto che è stato pensato all'inizio praticamente arrivi al termine, perché se lasciamo tutto dal punto di vista progettuale e lasciamo tutto nelle spalle della direzione lavori, la direzione lavori non ha il compito di controllare le maestranze, che venga eseguito. Quindi gli operai che lavorano assolutamente. È importantissimo questo sia come tempi e sia come budget, costo, perché poi tutte le varianti che succedono sempre, che per quanto si progetti sono indispensabili nel cantiere, si traducono poi i cambiamenti che sono dovuti, perché sulla carta si pensa e nella pratica è un'altra, ovviamente molte volte che si deve per forza fare dei piccoli cambiamenti, questi si traducono per l'artigiano a delle variazioni di costo e questo non deve accadere. Esatto, e qua infatti non voglio toccare questo argomento perché vorrei che ci dedicassimo proprio una puntata, perché diventa l'emergenza abitativa e questo è il problema, è la ragione per la quale stiamo a discutere di queste direttive europee. Se non ci fosse problema di costi tutti vorrebbero adeguare la propria casa, ma voglio far conoscere ai nostri telespettatori anche gli altri interlocutori, perché quando parliamo di progettazione integrata e di una casa ristrutturata o costruita ex novo, in un certo modo occorre parlare di altre professionalità. Dopo la pubblicità, tra poco.